La Confartigianato Provinciale invita i soci il 16 ottobre all'Assemblea Generale. Un'opportunità per interrogarsi, capire e riflettere su cosa fare e da dove ripartire all'indomani della consultazione popolare del 22 ottobre sull'autonomia del Veneto. Il presidente provinciale Agostino Bonomo. Presidente, Confartigianato ha per così dire rimodulato il quesito referendario. Voi domandate che Veneto vogliamo. Spieghiamo allora i motivi di questa convocazione incentrata sul referendum. Sì, noi vorremmo concentrarci esclusivamente su quelle che sono le competenze che sono già previste dalla Costituzione italiana che possono essere attribuite in maniera differenziata alla Regione. E difatti in che stato siamo, in che stato saremo è il titolo scelto per questo appuntamento. Ma ci dica, i piccoli imprenditori in che stato vorrebbero trovarsi domani? Vorrebbero trovarsi in uno Stato che abbia una cosa pubblica gestita meglio, poterla controllare, avere dei servizi a portata di un umano normale che non si debba impazzire con burocrazie assurde, una sovrapposizione di competenze che qualche volta bisogna fare e rifare 2 o 3 volte con enti diverse le stesse cose. Avere un apparato burocratico molto più snello, con competenze che si possono controllare in loco e con procedimenti molto più svelti e più alla portata del cittadino. C'è uno studio al riguardo realizzato da voi. Sì, e Confartigianato Veneto ha commissionato uno studio e poi alla fine ne è nato un documento di proposte con alcune competenze che noi crediamo non siano più procrastinabili e hanno a che fare proprio con la vita delle aziende, hanno a che fare con delle competenze in tema di istruzione tecnica e professionale perché le esigenze di questo territorio sono diverse rispetto ad altri territori. Poi un'altra richiesta che facciamo è quella della giustizia di pace. Avendo una Regione Veneto che vada a regolarizzare le piccole liti senza dover intasare i tribunali ordinari, si potrebbe togliere veramente tanta attività dalla giustizia ordinaria e le piccole beghe andarle a derimere con una giustizia di pace, regolata dalla Regione e organizzata dalla Regione. E l'altra parte importante, che ha proprio a che fare anche con le attività quotidiane delle nostre imprese, sono la contrattualistica, tutta la parte di contratti di lavoro, che già una legge nazionale prevede all'interno di una legge quadro che ci sia un'autonomia nelle regioni e anche qui proprio ha a che fare con il fatto che per esempio l'artigianato del Veneto non ha le stesse peculiarità, gli stessi bisogni, le stesse specializzazioni di altre regioni, per cui i contratti di lavoro devono essere assolutamente diversi. Questo già in parte avviene, ma non è sancito da legge. E l'ultima cosa è le leggi che regolamentano quelle che sono le attività dell'artigianato, del commercio e dell'industria, che dovrebbero essere all'interno di una legge quadro nazionale per quanto riguarda i grandi parametri di misurazione, ma poi lasciate ad ogni regione, come dicevo prima per i contratti di lavoro, la possibilità di legiferare mettendo in campo dei provvedimenti di legge che veramente rivestano quelle che sono le peculiarità e i bisogni delle aziende venete. Che dire dunque agli associati che la stanno guardando? Beh, agli associati intanto di venire all'Assemblea dei Soci lunedì 16 alle 18 in Fiera di Vicenza, nella Sala Palladio. Avremo la possibilità di confrontarci su questi temi con il governatore Zaia e credo che sia un momento per poi poter andare la domenica successiva, il 22, a votare con una cognizione di causa e con delle conoscenze maggiori rispetto a questi temi.